cari amici scacchisti, e torniamo a parlare di Magnus Carlsen, il campione del mondo attuale, ma che non sarà più campione del mondo di scacchi dal 2023 e forse non lo sarà mai più. Questo è da vedere, non si sa che cosa gli frulla in quella testa geniale, se l'idea è quella appunto di non partecipare più ai tornei dei candidati, non presentarsi e giocare solo tornei minori, oppure l'idea è proprio quella di chi deve prendere il mio trono adesso lo prenda, l'anno prossimo vincerò il torneo dei candidati e batterò il nuovo campione del mondo. Potrebbe essere un'ipotesi che sta andando per la maggiore tra gli scacchisti e i vari pettegolezzi scacchistici, perché conoscendo la personalità di Carlsen potrebbe essere assolutamente probabile. Ma siamo qui per parlare di questo torneo. Come avete visto anche su Matto Scacco abbiamo mostrato questa partita del primo turno giocato appunto in questo torneo in Croazia fra Carlsen e Nepo, che è finita patta, e neanche a farlo apposta, ragazzi, il torneo è finito. E chi è che ha vinto secondo voi? Magnus Carlsen. Ancora una volta ha trionfato davanti a tutti e Nepo è arrivato quinto all'interno di questo torneo, che comunque è una posizione assolutamente rispettabile, però Carlsen ha fatto ancora capire una volta che non ce n'è per nessuno. Quindi ci sarà, come abbiamo già detto, questa figura di questo scacchista che non sarà il campione del mondo, che però sarà temuto da tutti gli altri scacchisti non appena metterà piede in sala da torneo. Bene, anche per questo video e questa piccola news è tutto. Come sempre fatemi sapere se vi piacciono queste pillole, che provvederemo a farne di altre anche prossimamente. Un grazie e ciao!